Veneto.eu, il sito di promozione turistica della regione, si è rifatto il look con una nuova veste grafica, più foto e maggiori contenuti. Il portale è stato presentato a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo. Collegandosi da qualsiasi dispositivo è possibile navigare trovando le informazioni più diverse, dalle bellezze naturali della regione, passando dalle Dolomiti alle spiagge del litorale, dalle città d'arte al delta del Po. Ma è anche possibile organizzare il proprio viaggio, decidere dove alloggiare, cosa visitare, a quali eventi partecipare, che si scelga un soggiorno dinamico piuttosto qualche giorno in completo relax. Tra l'altro questo è un sito importante che ha una struttura centrale, poi all'interno ha una serie di mini siti, tra cui per esempio penso quello del cicloturismo. Il sito, realizzato in 8 lingue, viene continuamente aggiornato con gli eventi in programma e le possibili attività da svolgere anche in base alla stagione. Qui ci sono 76 IAT, che sono gli uffici di accoglienza turistica sul territorio, che possono immettere all'interno di questo sito tutte le informazioni di ciò che avviene in Veneto. Il Veneto ha una prerogativa che nessun'altra regione turistica possiede, ha tutto, ha spiegato il governatore Zaia durante la presentazione del portale. Ho voluto con forza questo sito per segnare il passaggio dall'analogico al digitale anche nel turismo, per dare, ha aggiunto il presidente del Veneto, il senso di un'offerta che fosse innovativa e allo stesso tempo semplice da consultare e acquisire.